Quando 30 anni fa si decise di sostituire l'ospedale generalista di Lamon con un centro di riabilitazione si scatenò un putiferio. Non fosse stata fatta quella scelta lungimirante, oggi probabilmente si parlerebbe d'altro e certamente non di una struttura che si prepara a spiccare il volo nel panorama della sanità del Veneto. Questa mattina il taglio del nastro del rinnovato centro di riabilitazione di Lamon è stato perciò più di una semplice cerimonia. Per noi questo è un presidio molto importante, un presidio in una provincia dove abbiamo il più alto indice di vecchiaia e il più alto indice di indipendenza, quindi abbiamo bisogno di essere vicini alle nostre persone. 5,6 milioni di euro l'investimento complessivo, 4 di questi garantiti dai fondo del Comune di Confine e la restante parte dalla Regione del Veneto per lavori avviati a giugno 2021 grazie all'impegno dell'allora direttrice generale dell'ULSS Dolomiti Maria Grazia Carraro, che oggi è stata ricordata con affetto e a cui è stato dedicato un lungo applauso. Un ottimo lavoro di squadra istituzionale e aziendale, ha detto il commissario Giuseppe Del Ben. Veramente un bel lavoro di squadra che mi fa sottolineare questo spirito, questo orgoglio bellunese che c'è qua. E in attesa naturalmente di ricevere i pazienti che sono stati trasferiti a Feltre, avete garantito che i pazienti rientreranno a gennaio? Sì, a gennaio rientrano i pazienti, stiamo attendendo le ultime certificazioni, poter organizzare per metà gennaio, questa è la mia idea, il trasferimento da Feltre dei pazienti per noi è importante. 70 posti letto per la riabilitazione multidisciplinare e 7 per la riabilitazione territoriale, un bacino di utenza che varca i confini provinciali e si estende al vicino Trentino Alto Adige, un centro prelievi e servizi fondamentali per chi vive in montagna. Un investimento importante ma anche un presidio importante, ricordiamolo che è stato fortemente voluto anche nelle ultime schede del 2019 come centro riabilitativo aziendale dell'azienda ULSS Dolomiti, ma non solo, perché insomma sappiamo che ospita anche pazienti che vengono da altre aziende sanitarie. È una sanità che è ancora centrale in montagna, un investimento importante di oltre 7 milioni di euro, ma soprattutto ricordiamolo, questo sarà un centro di riferimento per la riabilitazione sul quale investiremo almeno 4 milioni di euro all'anno.